Invece di sborsare in un'unica soluzione 300 o 400 euro per un abbonamento, viene rateizzato in 9, 10 o 11 mesi, dipende anche dal cliente. Abbonamento a rate. Succede anche questo nel tempo della crisi. Una boccata di ossigeno per intere famiglie, perché i pendolari degli autobus da mercoledì saranno soprattutto studenti. Genitori alle prese con il pallottoliere per far quadrare i conti di un'annata scolastica che ha il sapore di nuova stangata, a partire dai trasporti. Nel Veneto orientale, ATVO ha deciso di lanciare un salvagente nel mare dei rincari, una promozione in collaborazione con la Banca Popolare di Vicenza. Rateizza l'abbonamento annuale a tasso zero, veramente zero, nel senso che se l'abbonamento costa 300 euro all'anno, alla fine il cliente restituirà 300 euro senza nessun interesse. Ma nel resto della provincia la situazione rimane drammatica. ACTV costretta a eliminare soprattutto linee extraurbane per far quadrare i conti dopo i tagli della regione. Intanto è arrivata la mazzata proprio sull'abbonamento, ancora una volta sull'extraurbano, con una beffa in più, denunciano gli utenti. Quest'anno, oltre ad essere aumentato di 60 euro, viene reclamizzato nel fogliettino che viene dato alle famiglie come un risparmio, facendo l'abbonamento annuale, un risparmio per le famiglie di 122 euro, quando in realtà l'abbonamento non viene usufruito per 12 mesi dagli studenti, ma bensì per 9 mesi, includendo anche le varie festività. Ma non poteva mancare il rincaro sui libri di testo. Aumenti che si possono materializzare in una percentuale dell'1,2% per le famiglie, significa quindi circa 20 euro in più rispetto all'anno scorso. Il caro istruzione è servito. Tra testi scolastici, iscrizione e corredo completo da zainetto a quaderni, ogni famiglia sborserà o ha già sborsato 500 euro per la prima media, fino a 850 euro per un ragazzo di prima superiore.